puoi marcare a zona, puoi marcare come vuoi, ma lo devi sentire, no l'uomo? Lo so, ma devi capire che oggi il calcio, come dicono loro, è completamente diverso. Io non capisco questa diversità. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, mamma mia, i rumori, proprio martedì pazzeschi, è proprio martedì, no, è venerdì, ma non ha importanza, avete visto l'anteprima, che è una cosa incredibile, ero durante un'intervista, mi stavano intervistando dalla Colombia con Fabio Mersatile, dopodiché Giuseppe Argento mi chiama, vai, adesso è pronto, e quindi sono riuscito qualcuno su Instagram che mi segue, aveva già saputo, aveva già intuito, perché ieri avevo fatto una prova, ma siamo riusciti poi con potenti mezzi, insomma un macello tra cellulare, OBS eccetera eccetera. Godetevi l'intervista al capitano che di Juventus Napoli ne ha vissuti tanti e ci dice come l'ha vista lui, perché mamma mia, proprio rumori pazzeschi, e viva New York, godiamocela, perché il Bruscolotti l'ha vista come l'ho vista io, non come altri che hanno detto che siamo stati timorosi. Non è vero, tutto al contrario, è come l'ha vista Guido Gentile in live. La dovete smettere, siete la community più bella del mondo, non ci posso credere, via, sono emozionato ancora, mi tremano le gambe, Perché non ti dai una calmata? Tu sì, perché quello ti fa il massaggio, troppo caffè, quando mi tremano le gambe, il brusco. Sì. Hai messo un'ora, no? Mamma mia, è perché ho provato prima a chiamarti e non riuscivo a collegarmi. Che onore incredibile. Sono tecnologico, hai capito? Ma quando mai? Ti ringrazio tantissimo prima di tutto per questa cosa. Sono emozionato veramente. Volevo... Non ti preoccupare, respira profondamente, così stai bene. Allora, veramente sono emozionato. Al volo, non ti voglio far perdere tempo. C'è stato Juventus-Napoli, tu ne hai vissuti tantissimi. Che partita hai visto? Sei deluso? Si poteva fare meglio? Ma non ci siamo proprio arresi. No, assolutamente no. La resa no, perché ho visto che una squadra nel secondo tempo ha reagito bene e fin quando Dybala non ha fatto quella prodezza, il Napoli era in palla, ma fino alla fine ha tenuto testa, perché comunque il rigore, le parate di Buffon, quella palla di Osimhen all'ultimo, quindi poteva anche, diciamo, pareggiare la gara, ma il Napoli comunque per le occasioni che aveva avuto sicuramente meritava qualcosa in più. Però lo sai, queste partite sono particolari adesso alla fine, perché la Juventus chiaramente affrontarle in questo finale, insomma, non è facile, perché è una società che non è che farà di tutto per rimanere almeno nella qualificazione di Champions League. Esattamente. Questo è inutile che insomma ci trinceriamo dietro a sciocchezze. La verità è questa, userà tutte le armi per arrivare, insomma, alla qualificazione. Però resta il piacere che il Napoli ha tenuto testa, insomma, si è fatta la gara, però lo sapete benissimo, quando si va su quel campo bisogna aspettarsi di tutto, quindi non ci piangiamo addosso perché sono storie vecchie. La cosa importante è che il Napoli ha fatto una buona gara, c'è ancora un prosieguo da portare avanti, perché comunque ho il dubbio pure su qualche altra squadra che possa cadere, perché è partita bene, adesso sta mostrando cedimenti notevoli. Il Milan. Speriamo che non si riprendano, che quindi possiamo agguantare, se non scavalchiamo la Juventus possiamo agguantare qualche altra squadra. Perché quando vai punto a punto con la Juventus è sempre più difficile, non c'è niente da fare. Ma te l'ho detto prima, quando vai così a confronto diretto è dura, devi essere proprio nettamente superiore, la tua prova deve essere schiacciante. Però ieri comunque dobbiamo essere per certi versi contenti. È chiaro che tutti quanti speravano chissà in che cosa, che il Napoli potesse fare un risultato come l'aveva fatto nelle precedenti partite. Differenza quando si incontra la Juve e non le altre squadre. Infatti, e poi il Napoli, anche quando ha vinto, che poi era la partita di ritorno, però la consideriamo andata, contro la Juventus, ha fatto una partita molto più difensiva. Invece ieri noi abbiamo attaccato di più, loro hanno giocato in contropiede. Sì, certo, noi qualche volta siamo pure esposti di troppo,
perché il primo tempo lo stesso abbiamo concesso 2 o 3 ripartenze Sì. che siamo stati fortunati per certi versi, e quindi chiaramente si è vista la volontà della squadra di reagire, la reazione c'è stata, però insomma all'inizio di gara oppure nel primo tempo poi non si può fare una gara sconsiderata, perché se prendi il secondo gol e il terzo, È finito. insomma poi dopo prendi l'imbarcata è finita, quindi anche quando stai sotto devi ragionare, insomma, non è che puoi fare una prova sconsiderata, questo è. È l'unica cosa che ti devo chiedere per salutarti e per ringraziarti. Un pochino il rammarico è quella marcatura troppo larga. Cioè, se tu c'hai Ronaldo al centro dell'area, puoi marcare a zona, puoi marcare come vuoi, ma lo devi sentire, no, l'uomo? Lo so, ma devi capire che oggi il calcio, come dicono loro, è completamente diverso. Io non capisco questa diversità, perché io credo che siccome si tratta di un gioco di squadra, allora ci hanno sempre insegnato a partire dal portiere al numero 11 che ognuno occupava un ruolo. Sì. E i difensori che loro vogliono dire che devono partecipare, sì, devono partecipare quando hanno la possibilità, ma non deve essere una cosa sistematica come faceva Isai ieri, sapendo e vedeva che alle spalle c'era un giocatore che sulla velocità se li mangiava. Giusto. Allora riduci tu le tue sgroppate in avanti, falle fare agli altri, ma tu se stai giocando fuori casa devi contenere un elemento che non deve portare rifornimento a Ronaldo come è successo. Esatto. Poi ci mettiamo pure il difensore centrale che guarda, ma chi guarda? Vai a coprire la porta, ma tu devi coprire l'avversario, non la porta. Poi la porta la devi coprire il portiere, no tu. Si sono schiacciati tutti e due. Io l'ho detto la settimana scorsa, qui siamo a livello di scuola calcio. Loro dicono che è un altro calcio, ma secondo me loro dovrebbero andare un po' alle scuole calcio, a prendere un po' gli insegnamenti, quello che erano le istruzioni di base, i fondamentali del calcio li hanno messi da parte, ma non vanno da nessuna parte pure loro. È proprio vero. Capitano, io non so come ringraziarti per questo grandissimo regalo che hai fatto alla nostra community del Caffè Napoli. Grazie mille. Grazie a voi e salutami tutti quanti, comunque mi fa sempre piacere, perché quando si è fuori si vive diversamente. Lo sai. E quindi so qual è lo spirito della gente che sta fuori. Un forte abbraccio e quindi speriamo di arrivare fino in fondo nel migliore del modo. Crediamoci. Sempre Forza Napoli, grazie. Sempre, questo non deve mai mancare. Noi possiamo discutere, ma lo spirito e la forza deve essere sempre questo. Sempre. Va bene? Grazie Un mille. abbraccio a voi tutti. Un abbraccione. Ciao. Insomma, hai visto? Ti rendi conto dell'importanza della Ma community? chi era quel signore? Era un signore bellino, però non lo conosco. Non capisci niente. Ma che vuoi elevare? È la donna che eleva l'uomo, ma tu che elevi? Ma che c'entra, che c'entra? Ragazzi miei, voglio 1000 like, li posso avere? Ma non vi chiedo niente. Oltretutto è fine video, quindi a fine video non si chiedono i like si chiedono in mezzo. I youtuber bravi fanno così, ma a me non mi interessa. Sapete, oltre al fatto che è emozionante, perché il capitano Palifiero, un uomo incredibile, per me non c'è un gesto più grande, più importante nella storia del calcio Napoli del capitano storico del Napoli che cede la fascia di capitano a Maradona, facci vincere e lui ci fa vincere. Cioè è la storia. Se qualcuno di voi è più piccolo che non ha vissuto quelle cose là, andatevi a leggere la storia e anche le leggende, no? Tra mito e leggenda, tra storia. Bruscolotti era quello che contro l'Anderlecht c'era un attaccante belga fortissimo e lui gli disse: la vedi questa linea? Tu questa linea non la devi passare, altrimenti vedrai che cosa succede. E lui non capisce, perché poi gliel'ha detto proprio in napoletano, in italiano, e praticamente lui poi dopo c'è un'azione poi successiva, Bruscolotti lo fa volare sotto ai cartelloni e chi gli dice: ma che fate? Adesso hai capito, se non capivi prima in napoletano adesso hai capito. Un mito assoluto. E al di là di questo mi è piaciuto anche come ha guardato la partita, come l'ha analizzata, perché in effetti il Napoli se l'è giocata, il Napoli non si è disunito, il Napoli non ha preso l'imbarcata, però comunque ha proposto gioco,
a lasciare, e siamo addirittura stati troppo coraggiosi. Al contrario, io volevo il coraggio, errore mio probabilmente, perché potevi essere più guardingo e dargli meno possibilità di contropiedi. Però ti dici ma se metti Yusai, devi mettere Mario Rui. Se mettevi Mario Rui, però potevi mettere Yusai. Non ne usciamo più, ragazzi. Il risultato fa poi il giudizio dell'allenatore al 90% dei casi. Noi invece su questo canale proviamo a fare qualcosa di diverso. Io vi voglio bene e questo è solo l'inizio, perché vedete l'asticella come si sta alzando? In inglese si dice the sky is the limit, solo il cielo è il limite. Però se arriviamo a 1000 like può essere pure che la scaletta, vedi come a scaletta lo pullai corta e malancavata. non si dice. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo.